Ora Fondaco dei tedeschi, lunedì assemblea dei lavoratori e il via ai primi tavoli per trovare un accordo, ma dalla società al momento non c'è alcuna apertura. L'appello di sindacati e politica al governo. Possiamo assorbire il colpo ed evitare che 226 persone si ritrovino disoccupate. Dialogo con i sindacati, a dirlo il vicepresidente dell'Associazione Veneziana Albergatori. È sempre uno shock, il presidente della comunità ebraica veneziana commenta così il gesto dell'albergatore bellunese che ha respinto un gruppo di turisti perché israeliani in serata le scuse. Autonomia in attesa delle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale, le reazioni di segno opposto della politica veneta e l'incertezza sul futuro del referendum abrogativo. Il caso della signora costretta a lasciare la sua casa di via Papagni a Mestre che non riesce a trovare qualcuno che le affitti un altro appartamento, una problematica denuncia il PD che si sta diffondendo sempre di più. Prima uscita pubblica in città per l'avvocato trevigiano Barella, appena nominato primo procuratore di San Marco, servono più operai e maestranze, il suo appello. Adolescenti e bambini a scuola di teatro gratuitamente sul palco, anche i temi legati all'inclusione e non solo, grazie all'associazione La Malcontenta. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali la cronaca sindacale con la chiusura del Fondaco dei tedeschi. Lunedì si avvieranno i primi tavoli per trovare un accordo, ma dalla società al momento non c'è alcuna apertura. L'appello di sindacati e politica al governo. Le vetrine e i negozi all'interno sono già pronti, allestiti per le festività natalizie, ma con l'anno nuovo il Fondaco dei tedeschi chiuderà i battenti e 226 dipendenti resteranno senza lavoro. La notizia è che negli ultimi 5 anni le perdite registrate dalla società di FS affittuaria di Benetton nel prestigioso edificio di Rialto superano gli oltre 100 milioni di euro, con ciò che ne consegue è arrivata come una doccia fredda sui dipendenti e in città. Sindacati e politica si sono già mossi. L'assessore regionale al lavoro Mantovana ha detto di aver chiesto supporto dell'unità di crisi aziendali, che ha già fissato un primo incontro tecnico con azienda e parti sociali. I tavoli inizieranno da lunedì, ma per la CGIL bisogna andare oltre. La scelta di liberarsi dei lavoratori, di cancellarli, di licenziarli, un licenziamento collettivo, trattarli quasi come fossero spazzatura. Ecco, questo fa evidenziare come il modello di sviluppo di Venezia non funzioni. Qui non serve guardarsi, parlarsi, servono fatti concreti e i fatti concreti li deve fare il governo. Quindi il sindaco deve pretendere che il governo convochi le parti, un gruppo internazionale deve vedere il peso di un governo di fronte a una scelta di lucrare sulla città, di lucrare su Venezia ed andarsene quando si è in difficoltà, liberandosi di chi ha determinato quei risultati e quei risultati economici anche per quell'azienda. Immediato l'intervento del senatore Dem Veneziano Martella, che ha presentato un'interrogazione. Non è possibile che dalla sera alla mattina si proceda con il licenziamento di più di 200 lavoratori senza che nessuno possa dire niente. È un modo di fare davvero inaccettabile. Per questo, per quanto di mia competenza, ho chiamato subito in causa il governo per chiedere di attivare un tavolo di confronto con l'azienda per fare in modo di salvaguardare i livelli occupazionali, che sono la questione centrale in un momento di difficoltà e di crisi come questo, che riguarda anche il nostro territorio. Non è certo possibile che i lavoratori rimangano a casa in questo modo. Già a Venezia non è facile avere lavoro e poter avere delle occasioni di occupazione nella città, non è possibile che si chiuda un capitolo così solo per il volere di una multinazionale. Aperture dalla società però al momento non ce ne sono, visto il continuo aggravarsi della situazione economica insostenibile da portare avanti dopo un periodo già complesso, dicono. Le perdite vengono ricondotte al Covid, poi c'è stata una ripresa, ma nel 2024 un nuovo crollo, determinato con tutta probabilità anche dal fatto che scarseggiano turisti russi e cinesi e il turismo è sempre più mordi e fuggi. Il contratto scadrà a settembre 2025, ma le attività cesseranno entro giugno per permettere i lavori di disallestimento. Il gruppo annuncia nuove aperture in Asia. Senza parole i dipendenti del Fondaco, sempre Ilaria Marchiori. Io ci lavoro dentro e vediamo cosa succederà.
I dipendenti del Fondaco non parlano, sono ancora increduli all'indomani della notizia che tra qualche mese saranno senza lavoro. Una comunicazione arrivata senza preavviso dall'oggi al domani che ha lasciato i 226 lavoratori senza parole. Mentre tra i veneziani si torna ad affrontare il problema del turismo, un turismo mordi e fuggi che alla città e ai residenti dicono non porta nulla se non il caos. I veneziani sono stupidi perché accettano tutta sto papà di marmaglia di turisti. Sotto da me dove abita ci saranno 3 o 4 appartamenti e il minimo sono 18 persone. Guarda, sono stufa dei turisti. Mi dispiace perché non so se a questo subentrerà qualcosa di utile per l'occupazione a Venezia, per l'economia di Venezia. O ci sarà un periodo di chiusura, diciamo così, e di inattività che si aggiunge, che abbiamo già avuto altri esempi di questo genere, sia pure su scala molto più modesta. Il timore per qualcuno è che l'edificio del XIII secolo, una volta libero, resti tale. Il Fondaco è un immobile di straordinario valore storico-artistico e per la sua prestigiosa posizione, da sempre luogo dedicato al commercio internazionale e sede dei mercanti, consente al pubblico di accedere nella propria corte, intrattenere rapporti con le più importanti istituzioni culturali della città e insieme alle boutique dare anche un'ampia offerta artistica di concerti, presentazione di libri, mostre, eventi. E il dibattito è aperto anche nel mondo economico. Anche per le categorie economiche veneziane, la notizia che DFS, la società cinese che gestisce gli spazi commerciali al Fondaco dei Tedeschi a Venezia, non rinnoverà più il contratto di gestione in scadenza a settembre 2025 è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha scatenato la bufera. L'Associazione Veneziana Albergatori si dichiara disponibile ad assumere quei lavoratori che dovessero perdere il posto. Noi come albergatori fortunatamente anche nel 2024 registriamo un anno positivo e riteniamo doveroso dare un contributo a questa situazione che si è andata a creare. Quindi noi siamo disponibili ad aiutare anche le parti sociali, quindi i colleghi del sindacato e l'azienda nel poter trovare delle soluzioni per ricollocare i lavoratori all'interno del nostro sistema. Noi abbiamo più di 450 aziende associate. Il settore alberghiero in Laguna è in crescita. E anche quest'anno stanno continuando fortunatamente a crescere ed aver bisogno di lavoratori. Noi continuiamo ad avere un'esigenza di circa 800.000 lavoratori nuovi l'anno, persone che hanno comunque lavorato nell'ambito dell'accoglienza, del ricevimento delle persone, sono sicuramente compatibili con quelle che sono le nostre esigenze e siamo disponibili a trovare delle soluzioni anche formative per poter allineare le competenze e quindi poter dare un contributo alla città. Una prima risposta concreta a rischio con questa smobilitazione annunciata. Ci sono quasi 230 posti di lavoro. Una forza lavoro che sicuramente è importante, ma di sicuramente non potrà essere lasciata per strada e avrà sicuramente un percorso lavorativo di successo nel settore alberghiero. È sempre uno shock, stiamo degradando ed è desolante. Il presidente della comunità ebraica veneziana commenta con queste parole il gesto dell'albergatore bellunese che ha respinto un gruppo di turisti perché israeliani. Poi in serata sono arrivate le scuse. È sempre uno shock perché pensare che si faccia discriminazione, che io chiamo razzismo, ma è discriminazione nei riguardi di cittadini di un paese, perché il paese è in guerra e poi si parla di genocidio. Allora ci sono due problemi. Uno, io chiederei a questo signor Patrick Ongaro, mi sembra si chiami, lei ha rifiutato altri cittadini di altre nazionalità in guerra recentemente o nel passato? Ha rifiutato russi? Ha rifiutato ucraini? Ha guardato se gli russi hanno fatto un genocidio da qualche parte? Ha rifiutato serbi? E così via, ha rifiutato turchi? Ecco dove io dico, allora sì, questo è antisemitismo, non è solo anti-israelianismo. Il presidente della comunità ebraica veneziana si rivolge direttamente al gestore dell'albergo di Selva di Cadore, che avrebbe risposto a un gruppo di turisti israeliani di non essere ben accetti nella sua struttura in quanto responsabili di genocidio, e punta il dito sulla disinformazione. È soprattutto ignoranza, è che questo mondo globale dei social dà la penna a tutti. Si dice quello che si vuole, anche le stupidaggini e anche le offese più pericolose.
Qual è il danno maggiore? La divulgazione del falso, la divulgazione di fake news, di cose dette per sentito dire, mai verificate, in cui chiunque, anche un albergatore qualsiasi, piccolo o grande che sia, può permettersi di dire una baggianata che però è dannosissima, perché crea antisemitismo. A me piacerebbe fare oggi un referendum a Selva di Cadore per vedere chi è anti-israeliano, chi è anti-Netanyahu e chi è antisemita. L'analisi di Calimani su quanto sta accadendo si sintetizza con una parola. Stiamo degradando a vista d'occhio i valori sociali, la convivenza sociale. C'è un degrado che sembra inarrestabile. Dico sembra perché voglio lasciare questo spiraglio aperto, ma è desolante. Vi dicevo delle scuse inviate in serata da Ongaro, dall'albergatore, c'è una dichiarazione dell'ANSA, l'albergatore spiega di essere contrario a ogni forma di violenza e di non avere intenzioni razziste o antisemite. Scusandosi per il messaggio diffuso, l'uomo si è detto disponibile a ospitare la coppia israeliana di cui aveva cancellato la prenotazione. Vediamo se il caso può dirsi chiuso. La cronaca, il questore di Venezia Gaetano Bonaccorso ha disposto la sospensione di licenza per 7 giorni al locale Il Capriccio di via Miranese. Il 6 ottobre scorso c'era stata una segnalazione per una lite con un ferito sanguinante nell'area del locale. La titolare e il padre però annunciano querela. È una cosa ingiusta, dice l'uomo, quello che era successo quella sera non è avvenuto all'interno del bar e neppure davanti, è accaduto lateralmente. La politica, la legge sull'autonomia in attesa delle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale, le reazioni di segno opposto della politica veneta e l'incertezza del futuro per il referendum abrogativo. Autonomia sì, ma non come stabilito dalla legge Calderoli. La sentenza della Corte Costituzionale sui ricorsi presentati da Campania, Sardegna, Puglia e Toscana apre nuovi scenari, perché se il testo nel suo complesso non è incostituzionale, ci sono degli aspetti, 7, che presentano profili di incostituzionalità e in attesa delle motivazioni della sentenza la politica si spacca. Una bocciatura degli aspetti chiavi della legge secondo il centro-sinistra, una promozione con alcuni correttivi per il centrodestra. La Lega fa buon viso ad un gioco dall'esito ancora incerto. Il percorso dell'autonomia continua, ci saranno dei correttivi da fare sulla legge quadro, in Parlamento verrà fatto, quindi questa polemica un po' strumentale che fa oggi qualche esponente dell'opposizione è assolutamente fuori luogo. Peraltro l'unico risultato concreto di questa sentenza pare che sia che il referendum viene cassato. Zaia ribadisce che si continua a lavorare per quella che per il Carroccio è la madre di tutte le riforme. Dico, 1, che siamo sulla buona strada per l'autonomia, non è stata per nulla cancellata. 2, che l'EP, se si tratta di fare modifiche, immagino che il governo le farà, ma stiamo parlando di un parallelo all'autonomia. 3, è fondamentale ricordare che il fatto che sia costituzionale l'autonomia pone non pochi problemi rispetto a quello che dovrebbe essere il futuro referendum. Soddisfazione nel centrodestra anche da Fratelli d'Italia. È vero, ci sono dei profili che vanno rivisti, degli approfondimenti che vanno fatti, ma l'impianto è solido e presto avremo l'autonomia per i territori che meritano di essere guidati da vicino per un principio, quello della sussidiarietà, che è previsto dalla Costituzione e che garantisce ai cittadini servizi migliori. Ed in quel gioco delle parti che è la politica esulta il centro-sinistra, con il segretario dei Dem Veneti che parla di sconfitta per il governo, per la Lega, per Zaia. L'avevamo detto in tempi recenti, anzi negli ultimi 2 anni, che questo impianto così com'era non reggeva. La Consulta lo ha detto in maniera chiara, ciò che rimane in piedi sostanzialmente è realizzabile, per il resto fa a pezzi una riforma che in realtà invece di rendere il nostro paese più unito rischiava di aumentare le diseguaglianze sia sociali che territoriali. Di certo in questo momento è in bilico il referendum abrogativo. Il testo è in mano alla Cassazione, che valuterà la legittimità dei quesiti anche alla luce della sentenza della Consulta, ci confida la CGIL. Continuiamo a sostenere il referendum totalmente abrogativo di questa norma che riteniamo sbagliata per le persone che rappresentiamo, per cui attendiamo l'esito che ci sarà attorno a metà dicembre e la consulta dell'ammissibilità del referendum.
Torniamo ad affrontare la questione abitativa a Mestre Venezia dopo il caso della signora costretta a lasciare la sua casa di via Fappagni e che non riesce a trovare qualcuno che le affitti un altro appartamento. Una problematica, denuncia la segretaria comunale del Partito Democratico Monica Sambo, che si sta diffondendo sempre di più. Ci sono anche famiglie o persone che avrebbero magari anche la capacità di poter pagare seppur un minimo affitto, ecco, quindi avendo un lavoro o un reddito, però purtroppo non si trova nel territorio veneziano, in tutto il territorio veneziano, ormai non solo nella città d'Acqua ma anche, come è prova di questi giorni, anche a Mestre o comunque in tutta la terraferma, delle abitazioni. Qui manca una regia del comune. Da tempo noi chiediamo che il comune intervenga come mediatore, come garante nei confronti anche dei privati, quindi si faccia garante per far incontrare inquilini e proprietari, in modo tale che il proprietario, invece che affittare a turisti oppure fare al tipo di affittanze brevi, affitti a residenti con una garanzia ovviamente del comune nel caso di mancato pagamento. Queste proposte che abbiamo fatto da tempo non sono mai state accolte dal comune e la gente, magari appunto anche con un minimo reddito che magari un affitto potrebbe pagarlo, si ritrova in strada, appunto persone sole, famiglie, anziani e altro, e i casi purtroppo sono settimanali se non alla giornata. È evidente che la situazione è drammatica. Da un lato ovviamente c'è l'emergenza abitativa di chi proprio non ha reddito, ma ormai l'emergenza abitativa riguarda anche chi ha un reddito ma purtroppo non riesce a accedere al mercato immobiliare mestrino. Prima uscita pubblica per il nuovo primo procuratore di San Marco. Ha scelto la Basilica della Salute, che con la Cattedrale di San Marco ha indubbiamente un legame tutto speciale. A pochi giorni dalla data del 21 novembre, festa più amata in città da tutti i veneziani, l'avvocato trevigiano professor Bruno Barel per la sua prima uscita da primo procuratore di San Marco. Il sogno più bello è di far vedere le opere d'arte chiuse a chiave che stanno nei nostri magazzini. Ci sarà il concerto di Natale? Sì, faremo il concerto di Natale, saremo molto lieti di farlo. È un appuntamento che ormai appartiene al cuore della città di Venezia. Ci dispiace solo che i posti siano limitati perché vorremmo invitare tutti, ma non ci stiamo. La Basilica è al centro dell'attenzione di tutti i procuratori, stiamo elaborando delle proposte, abbiamo molti sogni nel cassetto e li presenteremo prima possibile. Intanto completiamo tutti i lavori già in corso, che sono tanti e impegnativi, ma la direzione è chiara e condivisa. E vorremmo crescere con altre risorse anche a livello di collaboratori. Abbiamo bisogno di carpentieri, di marmisti e invitiamo tutti i giovani ragazzi che vogliono poter godere nella loro vita della bellezza a unirsi a noi. Per ora non è in agenda il numero chiuso per l'ingresso in Basilica San Marco. Ma per il momento no, speriamo che non sia necessario, ma dobbiamo monitorare la situazione. Venezia è uno scrigno, non si finisce mai di scoprirla e soprattutto di comunicarla al mondo. A dicembre è in scadenza anche il proto della Basilica, architetto Mario Piana, per il quale ci si auspica un rinnovo di mandato. Lo valuteremo presto in Consiglio di Procuratoria, anche perché dobbiamo dare modo ai nuovi consiglieri di conoscerlo e certamente di apprezzarlo. E chiudiamo con il teatro. Grandi e soprattutto ragazzi e piccini a scuola di teatro gratuitamente. Accade a Malcontenta grazie al progetto Giovani, iniziativa dell'associazione culturale Gruppo La Malcontenta. I corsi sono completamente gratuiti, sono tenuti da professionisti e vengono tenuti in un clima di completa familiarità e socievolezza. La fascia età andiamo dai 9-10 anni fino ai 16 anni. Ma naturalmente gli spettacoli poi sono indirizzati a tutti gli adolescenti e naturalmente i grandi che si sentono ancora giovani all'interno. Da Mira a Mestre, diverse le scolaresche coinvolte, sul palco anche i temi dell'inclusione sociale. La legalità, adesso la protezione civile, l'inclusione e tutti quegli aspetti che attuali oggi importanti per loro. Noi collaboriamo con un'associazione che è Barabao Teatro e la parrocchia ci dà gli spazi per accedere e realizzare un po' tutto questo progetto e per questo la ringraziamo. Quale parrocchia? Parrocchia Sant'Ilario di Malcontenta nella veste di Don Alessandro Rosin, che è sempre vicino anche lui ai giovani, per cui diciamo che in Malcontenta tra la parrocchia
famiglia, e queste iniziative i giovani hanno una buona base per crescere sani e bene. E da Venezia è tutto, buona serata.